Buonasera a tutti ragazzi, poco fa alle 18:10 è stata registrata una scossa di terremoto. La magnitudo è di 2,6 ed è stata a 5 km da Potenza, quindi qua vicino ragazzi. Per il momento, siccome la scossa ragazzi è molto, diciamo, è avvenuta da poco, non si hanno notizie di danni a persone o cosa. Ciao Nicolas. Quindi, secondo quanto hanno detto quello dell'INGV, i comuni che più o meno sono vicino all'epicentro sono Avigliano, Ruoto, Picerno, Tito, diciamo province della, diciamo, di Potenza. In effetti non si sanno se ci sono, adesso non sono stati segnalati danni a nessuna cosa, sia persone o strutture, case o d'altro, quindi è avvenuto più o meno 18:10, quindi ragazzi è una notizia di pochissimi minuti fa, ore fa, quindi è stata un'ora fa, quindi è giusto anche che non si sappia nulla, perché in effetti hanno dato solo la notizia che c'è stata questa scossa di terremoto, sì, a Potenza, quindi vicino a Salerno. In effetti è stata di 2,6, profondità 14 km, a Potenza, vicino Salerno più o meno comunque. Quindi diciamo che per il momento ragazzi non si hanno notizie, perché in effetti è troppo presto, quindi può darsi che dopo arriva qualche notizia. In effetti Potenza ragazzi è al confine tra Salerno, diciamo tra Campania e Basilicata, quindi in effetti sta proprio, diciamo, è un comune della Basilicata, però confina proprio vicino vicino a Salerno, quindi sì, sì, è Basilicata, è Basilicata, però giustamente è molto vicino a noi campani, quindi per noi quando diciamo Potenza è come se fosse nostro in effetti, però è della Basilicata, quindi non è nostro. È vicino a noi, però non fa parte della provincia di Salerno. In effetti, ragazzi, non so notizia se ci sono danni a persone o cose, solo che la scossa è stata molto sentita vicino all'epicentro, che poi era vicino proprio a Potenza, quindi tanta paura sempre, è anche normale che lo sia. Non si hanno notizie se qualcuno ha rilevato tipo crepe nei muri, queste cose così, però le persone credo che non ci sia proprio nulla. Al massimo qualche crepa nei muri, queste cose così, ma nulla alle persone, non ci sono crolli, non ci sono nulla, quindi solo la paura giustamente della popolazione. Non è la prima volta che a Potenza, infatti mi ricordo che in questa stagione ho fatto già 2 o 3 video che a Potenza ha fatto il terremoto, quindi non diciamo, è quasi normale oramai, ogni volta capita che da queste zone faccia il terremoto, quindi però fortunatamente sempre scosse, diciamo, superiori alla magnitudo 2. Non lo so, qua diceva 2,6, guarda, voglio vedere pure io un attimo solo, che ce l'avevo sul cellulare in tempo reale, voglio vedere proprio. Guarda, io ce l'ho davanti, ti giuro, ho messo Moi GMV, mi dà 2,6, 5 km nord-ovest Potenza, PZ. No, no, non è stato, diciamo, potente. In effetti, Alfonso, guarda, io o questi hanno sbagliato a scrivere la verità. Io ho messo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'ingv.it, e mi dà alle 18:10:50 secondi magnitudo, è stata abbassata di magnitudo, e 5 km di potenza, 2,6, 18:10:50 minuti.
Poi c'è stata la costa siracusana, il magnitudo che avevo detto pure oggi di 2,6, ma in effetti queste sono le scosse, diciamo, della giornata. Poi ieri sera c'è stata a Campobasso alle ore 23:45 di magnitudo sempre 2,6, che è una fissazione 2,6 a 5 km a sud-est da Monte Cilfone. Questo è Campobasso invece, quindi in effetti questo. E poi 23,38 lo stesso sulla costa siracusana di magnitudo 2 però stavolta. In effetti nelle ultime 6 chiamate, diciamo, dell'IGV ci sono 1, 2, 3, 4 terremoti di 2,6. Se lo vuoi fare apposta, non, a parte poi tutte le scosse, mini scosse che stanno avvenendo, diciamo, inferiore alla magnitudo numero 2, sempre a Perugia, ad esempio 17,31 Perugia. In effetti però queste sono le scosse che vanno al di sotto della, diciamo, seconda magnitudo. E io non le vedo proprio perché stamattina già ho fatto un aggiornamento, ragazzi, e vi posso assicurare che c'era stata una sfrizzata dopo anche che ho fatto il video ancora tuttora. L'ultima è stata alle 17:31 di poco fa, diciamo di 2 ore fa. Quindi continua questo sciame sismico diciamo a Perugia. In effetti questo è 4 km nord-est Norcia, Perugia. Vabbè ragazzi, l'importante è che non ci stanno feriti, non ci stanno danni a persone o cose, quindi se saprò qualcosa in più, ma non credo perché se no già l'avrebbero detto, anche perché ho contattato amici a Potenza, hanno detto che hanno sentito questo tremolio, però nulla di che, quindi non credo che in qualche altra parte ci sia stata qualche altra cosa, perché questi amici abitano proprio a Potenza, però la scossa diciamo è stata sentita anche nella provincia, quindi gli amici proprio di Potenza mi confermano solo un po' di paure, niente più, quindi nulla di che. E a Nicolas oramai qua non si capisce più nulla davvero. Ma adesso è arrivata questa notizia, poco fa proprio. Il tempo che stavo girando un attimo le notizie è uscita questa qua, perché quando arriva una scossa me la aggiorna il cellulare, capisci? E c'è scritto sopra terremoto e ho fatto il video ragazzi, questo è. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo, quindi una scossa leggera, un po' di paura, ma niente di che, quindi speriamo che non succeda più nulla di questo e che rimanga una scossa così come sempre che è passata. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo a dopo. Ciao Nicolas, ciao Paolo, ciao Alfonso.